Va ora in onda Zoom, il drive time in mezzo ai fatti con Antonino Danna. A te la linea, Antonino. Castellana Sveva, amiche e amici miei, ma non dell'avventura, buonasera. Solo un momento, Antonino. Stasera abbiamo una puntata.
come facevano i commercianti arabi di un tempo nei souk del Medio Oriente. Costoro infatti quando dovevano vendere una cosa sparavano una cifra impossibile aspettandosi che l'acquirente indignato la riducesse e così via. È una tecnica commerciale come tante altre, ma se essa viene applicata all'Ucraina è una tecnica ignobile. Trump infatti ha annunciato ufficialmente in pubblico e non con una indiscrezione non verificabile che sospendeva immediatamente le forniture militari a Kiev, interrompeva le informazioni dei suoi servizi segreti e cessava la copertura del paese con la rete satellitare Starlink di Elon Musk. Mettetevi nei panni dei soldati ucraini che stanno combattendo contro i russi. Con queste informazioni si sono sentiti crollare la terra sotto i piedi, si sono sentiti persi, moribondi senza scopo. Poi Musk, come se niente fosse, ha detto che non bloccherà i suoi satelliti sull'Ucraina e Trump ha affermato che continuerà a fornire le armi e a dare informazioni. Non si gioca con la paura e la morte di gente che si batte per ideali di libertà che un tempo erano ideali americani. Pienamente condivisibili le parole di Pierluigi Bagnaschi, direttore di Italia Oggi. Non si gioca con la paura di chi sta combattendo al fronte per degli ideali peraltro nobili di un tempo, che un tempo appunto appartenevano agli Stati Uniti d'America, ma il mondo è cambiato e sono cambiati anche gli States. A proposito, già che ci siamo, a questo punto è anche il momento del Qui Parlamento. Stasera abbiamo Simona Loizzo. Sveva, quando sei pronta vai pure con la sigla e sentiamo che cosa ha da dire l'onorevole Loizzo, che peraltro sarà nostra gradita ospite anche domani sera. Qui Parlamento. Grazie Presidente. Signor Presidente, l'esame dell'Assemblea oggi le pone intersezioni.
Qui Parlamento. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio. A te la linea, Antonino. Grazie Sveva, e rieccoci, siete di nuovo sulle magiche onde di Radio Libertà. Questo è sempre Zoom, il drive time in mezzo ai fatti. Antonino Danna al microfono con voi. Allora, adesso, come ogni giovedì, c'è la nostra Gabriella Ronza. Stasera parliamo di tempo, decisione e temi etici qui a Epos. Sveva, vai pure quando vuoi. Sulla falsariga della precedente rubrica Donne di mito, donne di realtà, inauguro oggi una nuova rubrica. Parliamo un po' di... È un calderone di riflessioni e curiosità di cui vorrei discutessimo insieme ed è una rubrica varia e variegata. Si parlerà un po' di tutto, ovviamente vi invito sempre ad approfondire gli argomenti citati e a commentarli qui con me. Sono davvero tantissimi gli argomenti che mi affascinano e che riguardano i settori più vari, la nostra società, la lingua, la storia, la mitologia, la letteratura in generale, l'antropologia. E mi rendo conto che è davvero difficile poter approfondire ogni aspetto di qualcosa che ci interessa. Quindi parlarne in una rubrica simil podcast può significare scoprire assieme a voi delle particolarità e poterne discutere. Quindi vi garantisco che leggerò i vostri commenti e dato che stiamo parlando degli argomenti che ci affascinano di più, non posso non nominare il tempo. Sono incredibilmente attratta dal concetto di tempo, come misurarlo, come trascorre e come questo influenza continuamente la nostra vita, il modo in cui percepiamo e viviamo la vita. Nel film del 2011, In Time, si parla di una società distopica in cui il tempo è una valuta. Le persone smettono di invecchiare a 25 anni e per sopravvivere devono guadagnare o rubare tempo. I potenti controllano il tempo, non i soldi, perché è la cosa più preziosa anche dei soldi stessi. In realtà, se ci pensate, potremmo considerare che nella nostra quotidianità noi continuamente scambiamo oggetti non per denaro, ma proprio per tempo. Potremmo infatti pensare che un dato oggetto vale magari 3 ore della nostra vita lavorativa o addirittura un anno. È un sistema che ci fa comprendere non solo l'importanza del nostro tempo, ma anche del denaro che spendiamo. È un'idea che ci costringe a guardare in modo oggettivo queste concezioni. Fin dall'antichità abbiamo sempre pensato che il tempo fosse una risorsa scarsa, quindi preziosa. Molti detti, proverbi o luoghi comuni di saggezza antica si rifanno all'idea che il tempo è qualcosa appunto di prezioso, da non sprecare o sottovalutare. Il tempo è denaro, chi ha tempo non aspetti tempo e così via. E poiché non abbiamo così tanto tempo, o almeno poiché ne sprechiamo tantissimo, ogni scelta che compiamo la sentiamo come unica e definitiva. Si perde sempre qualcosa nel momento in cui si compie una scelta e forse è proprio sul tempo che si gioca tutto. Una scelta sopprime la possibilità futura dell'altra opzione. Ragionare sul concetto di scelta è anche una questione linguistica, non solo filosofica ed esistenziale. In lingue come l'italiano, lo spagnolo e il francese, quando parliamo di decisioni, diciamo appunto prendere una decisione. In tedesco la decisione, invece, si incontra. In inglese la scelta si crea. Le prime lingue citate sono neolatine. La decisione sembra qualcosa che si materializza, si afferra. L'azione attiva, si prende una decisione. In inglese la decisione è qualcosa a cui si dà forma, come se si costruisse. Qui c'è un attivismo ancora più radicale. Se nel primo caso c'è una radicalità, ma è qualcosa che ci viene dato così, siamo noi a scegliere se prenderla appunto o meno,
In inglese sembra quasi tu possa avere la forza di costruirla nei modi più opportuni per te. In tedesco il verbo usato, come detto, è traducibile anche con incontrare, seppur correlato al prendere. Però appunto se concepita e tradotta come incontrare, rende la decisione qualcosa che deve sposare la propria visione, qualcosa di molto più elegante e consapevole. Ho già parlato in un altro video di questo potere che sembra avere il linguaggio nel moderare la nostra realtà. Inserirò il link nella descrizione. Quando parliamo di decisioni non posso fare a meno di pensare ai dilemmi, soprattutto etici. Uno degli esempi più citati di dilemmi etici è quello del tram. Penso lo conosciate tutti. In sintesi, in modo molto semplice, perché ci sono tantissime varianti, un tram corre su una linea di percorso e se non devia, investendo purtroppo una persona, continua il suo percorso, ma ci saranno più vittime in seguito. È un dilemma pernicioso, soprattutto considerando i progressi della tecnologia riguardo magari la costruzione di macchine a guida autonoma e quindi le idee sull'intelligenza artificiale e così via. Come si può codificare l'etica dal punto di vista algoritmico? Sulla questione etica, altro famoso concetto è quello del disimpegno morale, teorizzato dallo psicologo Albert Bandura. Secondo quest'ultimo, se le persone compiono atti immorali per la propria etica, possono attivare meccanismi psicologici che giustificano le proprie azioni. Si viene a patti con i nostri valori morali, riuscendo tuttavia a mantenere una specie di senso di integrità. Attraverso vari metodi come il minimizzare o il distorcere le conseguenze dell'atto compiuto, spostarne la responsabilità, attribuire la colpa alla vittima e così via. Sempre in riferimento al nuovo progresso tecnologico, queste riflessioni psicologiche, sociali, sociologiche, filosofiche saranno sempre più preponderanti. Facciamo nuovamente l'esempio dell'auto a guida autonoma. Poniamo che debba prendere la decisione di schivare un ostacolo, mettendo il conducente a rischio. In alternativa, rischiare di colpire qualcun altro. Chi potrebbe essere responsabile di una delle due scelte? La macchina stessa, gli sviluppatori, l'azienda che si è occupata della produzione dell'auto? Qui potrebbe essere applicato e implicato il concetto di disimpegno morale di Bandura. Come detto, gli argomenti sono vari e variegati. Vorrei veramente tanto conoscere la vostra opinione, quindi vi aspetto nei commenti. Vi ricordo di approfondire sempre quello che cito, nel caso ovviamente vi siate incuriositi, perché credo che sia giusto poi riferirsi a chi ha molte più competenze in merito. Io sono semplicemente una persona curiosa. Vi ringrazio di essere stati qui con me finora e vi aspetto nel prossimo video. Ciao. A te la linea, Antonino. Grazie Sveva, sempre elegante la nostra Gabriella Ronza con Epos. Allora, alle 18:40 minuti e 47 secondi qui sulle magiche onde di Radio Libertà, sempre Zoom, il drive time in mezzo ai fatti. Antonino Danna al microfono con voi. Orbene, noi adesso parliamo di casi irrisolti. Sta facendo molto scalpore la questione della vicenda di Chiara Poggi. Sapete che c'è questo esempio, l'amico del fratello di Chiara Poggi che è stato di nuovo tirato in ballo dalla difesa di Alberto Stasi. È un periodo in cui i cold case sembrano quasi tornare a chiedere una soluzione. E allora stamattina sulla Verità, da par loro, Fabio Amendolara e la collega Mirella Molinaro si sono occupati di alcuni di questi cold case. Abbiamo cercato di capire il perché di queste vicende, il perché di certi errori giudiziari. Si veda per esempio il caso di Beniamino Zuncheddu, che è stato gradito ospite di questa radio da Giulio Cainarca e da Alessandra Mori, per cui a maggior ragione perché queste cose accadono. State a sentire che cosa mi ha detto Mirella Molinaro. Vai pure Sveva.
Allora, io questa sera ho il piacere di presentarvi una collega, si chiama Mirella Molinaro, ha già collaborato in passato con Panorama, si occupa di cronaca giudiziaria e collabora con La Verità. Mirella stamattina è in pagina insieme a Fabio Mendolara, hanno realizzato una paginata che si occupa dalla Cesaronia Iara, quindi dal 1990 in poi, innocenti massacrati da errori delle toghe, indagini eseguite in maniera grossolana e frettolosa, sentenze sballate, la cronaca gronda di cantonate scoperte dopo decenni. E poi nella stessa pagina c'è un interessante pezzo di Amendolara a proposito dell'esame del DNA per Sempio, l'amico e il fratello di Chiara Poggi. Anche qui i dubbi mi assalgono e non poco. E poi Carlo Cambi, il caso di Garlasco smaschera la NM, la riforma in Ordio non intralcia il PM. Ma io mi voglio concentrare su questa storia degli errori giudiziari, perché è veramente un'iliade di guai. Penso per esempio appunto il caso di Dennis Bergamini, questo calciatore del Cosenza, misteriosamente morto nel 1989, Beniamino Zuncheddu che si è fatto 30 e più anni di carcere per un omicidio che non ha commesso, Giuseppe Gulotta che anche lui è finito in galera per la morte dei carabinieri alla stazione di Alcamo nel 1976, la stazione dei carabinieri di Alcamo Marina, la morte di Lidia Macchi, eccetera. Sono tutti cold case, come vengono chiamati oggi, che però dopo anni si scopre che il presunto assassino o addirittura il conclamato assassino, perché c'è la sentenza definitiva di condanna, assassino non era. Allora, ma è mai possibile che quasi 40 anni dopo il caso Tortora noi continuiamo a vedere errori di questo genere, Mirella? Intanto grazie del tuo tempo. No, grazie a voi per avermi ospitato e invitato. È in realtà appunto un'occasione ulteriore per ribadire quello che noi abbiamo cercato un po' di ricostruire assieme al collega Mendolara in questa pagina che è uscita appunto oggi sulla Verità, perché il caso Garlasco ha semplicemente riacceso i riflettori su una situazione che anche nelle ultime settimane è ormai, diciamo, sotto gli occhi di tutti, cioè i continui, comunque anche frequenti errori giudiziari nei confronti di casi che sono stati a volte chiusi in maniera probabilmente forse un po' troppo frettolosa. Ovviamente non siamo noi a dirlo, ma sono gli ulteriori sviluppi giudiziari delle vicende. Abbiamo cercato diciamo anche di fornire un quadro più ampio proprio partendo dai finti suicidi che erano stati insomma dei fatti di sangue anche abbastanza evidenti, cruenti, che erano stati bollati come suicidi e che invece poi riaperture delle indagini, quindi successive inchieste hanno invece conclamato come omicidi efferati, omicidi anche abbastanza anomali. Uno dei primi casi che abbiamo cercato anche di appunto riportare un po' alla memoria è il caso Bergamini, quindi il calciatore del Cosenza Calcio, che praticamente è stato trovato morto il 18 novembre del 1989 sulla statale ionica cosentina, in località appunto Roseto Capostolico. Per anni la famiglia non ha mai voluto credere, in particolare la sorella di Dennis, Donata Bergamini, ha sempre urlato il suo no a questo suicidio. Per lei il fratello non si era mai e poi mai si sarebbe appunto suicidato. Quindi questa vicenda è stata una vicenda giudiziaria anche abbastanza complessa, perché comunque ci sono state diverse inchieste, quindi indagini aperte o chiuse, ma l'inchiesta che poi 35 anni dopo ha portato anche ad avere una condanna, perché lo scorso di recente appunto noi abbiamo avuto una condanna della ex fidanzata di Bergamini, quindi è una sentenza in primo grado che individua una responsabile quindi per concorso in omicidio, per cui le indagini successive, ma soprattutto le consulenze medico-legali e anche una serie di testimoni hanno confermato che non si è suicidato, ma è stato ucciso, quindi è una morte per soffocamento, per cui la famiglia è riuscita dopo 35 anni a veder
veramente riconosciuto quello che loro hanno sempre creduto e ritenuto, così come anche tanti amici, conoscenti, tifosi del calciatore non hanno mai ritenuto possibile l'ipotesi del suicidio. Eppure c'erano una serie di circostanze, anche di indizi che avevano in un primo momento portato a questa ipotesi. Quindi il delitto Bergamini al momento ha una responsabile, anche se ovviamente sono tutti considerati colpevoli in via definitiva, quindi fino al terzo grado di giudizio, siamo ancora nel primo grado, ma c'è comunque un processo che si è svolto e concluso in primo grado per omicidio. Ma non è ovviamente il caso Bergamini, è un caso eclatante e anche storico, che ha tenuto desta l'attenzione nazionale per tantissimi anni. Stiamo parlando praticamente dai primi anni 90 fino al 2024, quando c'è stata la sentenza negli scorsi mesi, ma di recente, in questi giorni, noi stiamo anche leggendo il caso di Lilli, quindi di Liliana Risinovic, che è stata trovata morta appunto nel gennaio del 2022 ed era addirittura scomparsa quasi un anno prima, nel 2021 a Trieste. Anche in questo caso, un po' come il caso Bergamini, inizialmente si è pensato ad un suicidio che era stato anche rappresentato quindi con la scena del crimine, del delitto, perché lei è stata ritrovata con questi sacchi neri ricoperti, quindi si è pensato in un primo momento ad una donna che avesse voluto uccidersi, ma anche qui la famiglia non ha mai creduto ad una ipotesi di suicidio, ma ha indicato invece un sospettato ha sospettato della di Visentina, che è appunto il marito, e qui in questi giorni stiamo leggendo, ovviamente oggetto di cronaca su tutti i giornali, ma è soprattutto un atto depositato, una super perizia di 240 pagine che ovviamente cancella l'ipotesi del suicidio, perché ci sono una serie di elementi che fanno invece pensare che si sia appunto trattato di un omicidio vero e proprio. Un altro episodio di cui noi abbiamo, un altro omicidio di cui noi abbiamo appunto parlato nel pezzo uscito oggi sulla Verità, è sicuramente un altro evento che ha destato moltissimo l'attenzione pubblica, che riguarda la morte di Luca Canfora, quindi il costumista del film Partenope di Paolo Sorrentino. Anche questo, un po' destato l'attenzione comunque dell'opinione pubblica, perché lo splendido mare di Capri è diventato purtroppo la scena comunque di un omicidio. Anche sono tutte delle situazioni ovviamente che vengono bollate inizialmente come suicidi, ma come un giallo, come un mistero, perché ci sono dei punti oscuri che ovviamente sin dall'inizio non appaiono chiari, e quindi adesso è stata di recente anche qui riaperta l'indagine da parte della Procura di Napoli, e così come è accaduto anche nel caso Bergamini è stata nuovamente disposta una riesumazione, una nuova autopsia e quindi una riesumazione del cadavere, per cui dobbiamo evidenziare che ci sono degli elementi scientifici, quindi medico-legali, che attestano che non si è trattato di suicidio e che ovviamente la situazione è evoluta in un modo diverso. Quindi, così come ad esempio anche il caso della Murgia, di Manuela Murgia, questa ragazzina di appena 16 anni che nel lontano 1995 era stata trovata morta, e in realtà il caso è stato riaperto dopo 30 anni. Anche qui si era parlato inizialmente di suicidio, poi indagini archiviate chiuse, ma ci sono dei nuovi indizi che addirittura stanno facendo emergere una situazione completamente diversa, che è quella di è stata praticamente investita, dovrebbe, anzi usiamo ancora il condizionale perché ci sono delle indagini in corso, e quindi anche nel pieno rispetto di un'attività comunque investigativa è probabile anche giusto che vengano vagliati tutti gli elementi, ok? Quindi diciamo che ci troviamo in tante situazioni che hanno un elemento in comune, che è quello di essere bollati come suicidi, ma poi le indagini, ulteriori sviluppi investigativi corroborati ovviamente, come ho appena detto, anche da esami di tipo medico scientifico, quindi consulenze medico-legali, ci dicono che è successo tutt'altro, quindi che si è trattato di omicidio. Ovviamente la situazione è di errori giudiziari, chiamiamole anche
comunque storture un po' della macchina della giustizia. Ovviamente non parliamo di errori che vengono commessi volutamente, ma di qualcosa che nel meccanismo si inceppa, quindi è abbastanza anche noto il caso di Zungheddo, di Beniamino Zungheddo, come citavi appunto tu prima, che ha addirittura trascorso 33 anni in carcere per un omicidio che lui non ha mai commesso, perché fu ritenuto responsabile di una strage del 91, quindi anche qui noi ci troviamo di fronte poi ad un calvario da parte delle persone che si sono ritrovate, ma lui non è appunto l'unico. Noi abbiamo visto anche e quindi ricordato lo stesso calvario giudiziario affrontato da Giuseppe Culotta, che fu nel 76 arrestato per la famosa appunto strage di Alcamo. Quindi anche qui ci ritroviamo per 36 anni una stortura comunque nel sistema giustizia, qualcosa che non è andato sicuramente bene, perché poi si arriva ad una sentenza di assoluzione nel 2012. Quindi è un calvario che inizia con una confessione che gli viene comunque estorta e poi anni di silenzio, ma anche si riscopre all'improvviso che le cose appunto non sono andate così, come noi abbiamo citato anche un altro episodio emblematico, che è quello di Nunzio Di Gennaro, un professore di italiano e storia che è stato appunto accusato di violenza sessuale. Qui ci troviamo di fronte però ad una situazione leggermente diversa, perché qui le indagini mettono in evidenza che non si è trattato di stupro ma di un rapporto consenziente, però c'è comunque insomma la gogna anche mediatica del professore Di Gennaro, per non parlare ovviamente dei casi più eclatanti, quelli che sono finiti per anni sotto i riflettori, sono l'omicidio di Meredith, e soprattutto qui troviamo anche come le indagini prendono una strada per poi rendersi conto che forse c'è un vicolo cieco, quindi Sollecito e la Nox, ovviamente tutti lo ricorderemo, puntano immediatamente il dito contro Patrick Lumumba, ma in realtà appunto si è trattato solo di calunnie. Infatti c'è stata anche una recente comunque sentenza che riguarda la Nox, che era stata appunto accusata di calunnia da parte di Lumumba. Quindi nel 2011 la Corte d'Assise d'Appello di Perugia ha comunque evidenziato una serie di carenze investigative e quindi assolse ovviamente Amanda e Raffaele, che invece nel 2009 erano stati poi condannati per l'omicidio. Si tratta di vicende giudiziarie che vengono riaperte comunque e anche riviste alla luce di nuovi elementi investigativi dopo tanti anni. Questo ovviamente lascia un po' perplessi, perché significa comunque andare a rivedere cosa non ha funzionato, oppure che cosa è stato probabilmente magari sottovalutato. Noi abbiamo comunque ripercorso la storia anche del famoso delitto di Via Poma, quindi che è una delle storie anche più emblematiche, perché lì noi ritroviamo anche una riapertura delle indagini grazie a nuovi elementi che sono comunque dettati anche dalle nuove tecniche scientifiche, quindi però in questo caso viene coinvolto Raniero Busco, che era stato all'epoca appunto il fidanzato di questa ragazza della Cesaroni, ma in realtà poi lui viene assolto. Così come abbiamo appunto ricordato anche il caso dei gemellini, dei fratellini, scusami, di Gravina di Puglia, quindi Ciccio e Tore. Lì inizialmente si accusò il padre di averli addirittura di averli rapiti, fatti sparire e poi uccisi, ma in realtà il papà è stato assolto, anzi aiutato comunque anche nel ritrovamento, appunto poi quando dopo loro sono stati ritrovati, lui ovviamente è uscito fuori da questa vicenda giudiziaria, ma era stato inizialmente appunto indicato come uno dei presunti, diciamo, dei responsabili di questo rapimento e della morte poi di questi due fratellini. Abbiamo citato ovviamente anche il caso Cambilasio. Sono tanti, diciamo che noi ci siamo concentrati sui principali e quelli che anche racchiudevano una storia abbastanza, diciamo, singolare, proprio nell'ambito
questi errori giudiziari che vengono purtroppo fuori dopo tanti anni. Quindi sono tanti i casi appunto di suicidio che poi invece si palesano come degli omicidi, quindi indagini frettolosamente chiuse, così come sono tanti casi invece di persone innocenti che finiscono dietro le sbarre e trascorrono anche diversi anni in carcere per un reato mai commesso. Infatti nell'articolo che noi abbiamo appunto pubblicato oggi abbiamo sentito anche la Irene Testa, che è la tesoriere del Partito Radicale. Il Partito Radicale ora sta facendo proprio una battaglia, partendo dal caso comunque di Beniamino Zungheddu, per una proposta di legge di iniziativa popolare per dare un sostentamento anche di tipo economico alle vittime, tra virgolette, appunto della giustizia, nel senso coloro i quali si sono ritrovati negli anni a dover scontare delle pene senza aver commesso alcun reato e quindi a subire anche quello che è un calvario in termini psicologici, comunque anche di immagine sociale e poi soprattutto anche ci sono anche delle ricadute economiche, perché sono delle vite comunque distrutte o quantomeno spezzate. Ma volevo chiederti questo. Io ho l'impressione che, diciamo, da una ventina e passa d'anni ci sia tutta questa idea in fondo che, vabbè, tanto abbiamo il dato scientifico e quello ci porta a dare una risposta. Ora, giusto ieri io commentavo, per esempio, il caso appunto di Sempio, perché dice si è trovato del DNA compatibile con il suo. A parte il fatto che quel DNA 16 anni fa non era stato considerato utilizzabile, a parte il fatto che si era detto vabbè, ma tanto è poco, perché esempio usava lo stesso computer di Casa Poggi dove ci scriveva sopra anche Chiara, e quindi può darsi che una piccola quantità di DNA di esempio sia finito sotto le unghie di Chiara, perché magari scriveva la tesi, lavorava e così via con lo stesso computer. Ma soprattutto la cosa che più mi manda ai pazzi, credimi Mirella, è questa espressione, è compatibile. Ora, io ricordo una ventina d'anni fa una conversazione col criminologo Carmelo Lavorino, la ricordavo giusto ieri in trasmissione, si parlava del delitto, si parlava di una bomber e insomma era stata trovata una cesoia in casa del povero Elvo Zornitta, l'ingegner Zornitta, e questa cesoia era compatibile con il taglio che era stato fatto su un lamierino che apparteneva a una bomba messa da una bomber, credo, sulla spiaggia a Caorle. E io gli dissi, ma che vuol dire che è compatibile? Lui rispose questa cosa, vuol dire tutto e niente. Cioè vuol dire che ci sono 100.000 cesoie come quelle vendute in tutta Italia, può darsi che questa cesoia abbia fatto quel taglio, ma non c'è nessuna sicurezza che proprio quella cesoia abbia fatto quel taglio. Compatibile non vuol dire niente. Ma perché dobbiamo rimbambire la gente con queste parole, quando alla fine forse la verità è che molto spesso si sbaglia a fare le indagini? Diciamo che l'elemento scientifico deve essere, almeno io parlo da giornalista, non ho una competenza di natura né balistica né medico-legale, quindi ma da giornalista, anche da cittadina informata, penso che sia un tassello che deve andare a riempire un puzzle più ampio. Ovviamente ci sono anche, occupandomi da anni, diciamo, di cronaca nera giudiziaria, ci sono degli elementi probatori che se poi non vengono anche sostenuti in udienza nel processo in dibattimento, se non li riesci a dimostrare è difficile poi da sostenere l'accusa. Quindi diciamo che da un punto di vista giudiziario completare questo puzzle non è semplice, così come appunto dire che una traccia sia compatibile non è sinonimo di colpevolezza assoluto, anche non è un'equazione ho trovato il colpevole. Noi
abbiamo avuto anche diversi casi, diciamo, giudiziari in cui anche la traccia trovata non è riuscita poi a risolvere il cold case. Uno di questi casi è anche il caso di Roberta Lanzino, una studentessa giovanissima che è stata uccisa a fine anni 80 appunto in Calabria, e anche lì la vicenda giudiziaria è stata complicatissima, complessa, anche perché parliamo di omicidi che facevano anche più notizia, parliamoci chiaro, perché siamo, così come anche il caso Bergamini, perché siamo comunque come anche il delitto di Via Poma, siamo a fine anni 80, quindi negli anni 90 non c'è il bombardamento mediatico, non siamo social, non siamo digital, per cui queste notizie di cronaca avevano anche un impatto, facevano molta più eco all'epoca. Quindi noi ci troviamo di fronte a delle situazioni, anche a delle vicende giudiziarie che, pur essendo state poi dopo anni riaperte le indagini, parlo del caso Lanzino, di questa ragazzina che stava praticamente andando al mare dai genitori ed è stata violentata e uccisa, non si sono mai trovati i colpevoli. Resterà probabilmente uno di quei delitti insoluti, e una famiglia che da anni cerca di capire chi è stato, di chiedere comunque la verità, ma in questo caso, per esempio, anche dopo tantissimi anni dal delitto è stata ritrovata una piccola traccia del DNA su dei vestiti, su degli indumenti, perché anche lì ci sono delle situazioni che fanno pensare probabilmente anche lì a delle indagini forse chiuse in maniera un po' troppo frettolosa, o magari in maniera anche un po' troppo semplicistica, o delle possibilità di fare analisi tipo scientifico con delle strumentazioni che sono state inventate e quindi sono state utilizzate poi successivamente, per cui queste tracce, così come il delitto di Via Poma, sono state recuperate molti anni dopo, grazie ovviamente anche al progresso scientifico. Ma nel caso del Lanzino, ad esempio, il DNA che è stato trovato di questo ignoto 1 non è stato diciamo sufficiente per riuscire ad arrivare ad individuare un presunto responsabile, o comunque qualcuno per cui, come dicevi tu, la compatibilità o meno poi della prova, diciamo che non voglio assolutamente sminuirla, dico soltanto che è un tassello, un elemento che deve rientrare in un pezzo in un puzzle molto più ampio, perché se no da sola la compatibilità non credo possa essere sufficiente a dimostrare la colpevolezza di una persona. Quindi a volte il dato scientifico, ma ripeto, è una mia opinione, non ci basta, quindi anche la compatibilità in sé non basta, perché poi devono combaciare diversi elementi. Appunto. Senti, per concludere, ringraziandoti per la cortesia e per la disponibilità, che cosa resta poi nella vita di chi ha dovuto subire tutto questo? Come si supera una devastazione simile? Cioè, io penso a Zuncheddu, 33 anni di carcere da innocente, e dopo cosa c'è? Che cosa te ne fai di un risarcimento in denaro? Diciamo che ovviamente questa è una domanda che bisognerebbe comunque rivolgere appunto a lui, nel senso che nessuno di noi è in grado di poter riportare o comunque comprendere veramente quello che lui ha passato, perché credo che sia impossibile riuscire a rendere bene quelle che sono state le sue emozioni, ma anche e soprattutto le paure vissute, e quello che resta oggi, quello che resta adesso, dopo comunque 33 anni sono tanti, cioè non sono pochi, trascorsi in una non vita, in una realtà che nessuno di noi può comunque immaginare. Per cui è ovvio che in questo caso il risarcimento, secondo me, serve poco. Anche qui ha un senso nel momento in cui serve a definire, a delineare un quadro, un contesto. Quello che io invece penso possa servire alle persone come Zuncheddu, ma come anche tanti altri che hanno vissuto questa esperienza, di fare in modo
che questa macchina della giustizia funzioni bene e che non si verificano più tanti casi di zungheggio, così come tanti casi culotta, tanti casi di Gennaro, per citare appunto i casi di cui noi ci siamo occupati. Lo stesso Raniero Busco in diverse interviste ha sempre dichiarato e ammesso che la sua vita è letteralmente distrutta, per quanto uno se ne possa ricostruire una nuova, però quella macchia io penso che rimanga sempre, rimane a livello psicologico e a livello comunque anche sociale, perché poi dobbiamo fare i conti con la realtà. Certo. Mirella, io ti voglio ringraziare per il tuo tempo e ti voglio ringraziare per le parole che ci hai regalato, perché credo siano dettate da umanità e saggezza. Grazie ancora. Sì, Prego. ti volevo ringraziare, volevo solo dire una cosa, è importante Dimmi. comunque che passi un messaggio anche, secondo me fondamentale, che bisogna comunque sempre credere nella giustizia, fare in modo che un errore che si è verificato in passato non accada più, ma comunque dobbiamo sempre crederci nonostante gli errori giudiziari che comunque ci sono e di cui ne prendiamo atto anche quando succedono situazioni come appunto adesso il caso Garlasco e come tutti quelli che sono successi prima del caso Garlasco. Certamente, è proprio così. Prendiamone atto. Grazie. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio. A te la linea, Antonino?
Ancora nulla, lo attendiamo. Antonino, scusami se ti interrompo, abbiamo la poesia comunque per quando vuoi, se adesso o alla fine.
Ci ha chiamato quando c'era la trasmissione dell'Avvocato risponde e gli ho chiesto come stesse e mi ha detto che hanno avuto parecchia paura perché, insomma, c'è stata le varie scosse all'1:20 di stanotte, son dovuti andare in strada, ha detto con i nipotini. Insomma, era un po' scosso, però ha detto che adesso stanno meglio. Meno male.
Un nuovo modo per sostenere la tua radio. Visita radiolibertà.net. Ti basta un click e potrai versare il tuo contributo volontario direttamente online. Potrai donare con ogni tipo di carta di credito, anche prepagata. Ti aspettiamo online su radiolibertà.net. Sostieni la tua radio con il tuo contributo volontario. Radio Libertà. La tua radio. Diamo voce alla nostra gente. A te la linea, Antonino. Scrive che si chiama Ti regalerò una rosa, una mia poesia per la tua trasmissione. Ti piacerà. Ti regalerò una rosa per dirti che ti amo ancora come il primo giorno. Quando te li portavo a scuola ogni mattino, rubandoli in un giardino sotto casa. Ti regalerò una rosa per dirti grazie per l'amore che mi hai dato ed ancora mi dai, per quello che sono e nonostante quello che sono.
Ti regalerò una rosa, ma questa volta vi toglierò tutte le spine, perché la vita non abbia più a ferirti. Ti regalerò una rosa in ginocchio per dichiarare Si è di nuovo fermata così. Amen. Però veramente bella. Bravo Vito, come sempre. Alle 19:37 minuti e 24 secondi. Molto bella l'immagine della rosa senza spine, ma anche il fatto dell'amare le persone per quello che sono, così come sono, che in fondo è anche quello che dovrebbe essere il segreto dell'amicizia. C'è chi dice che un amico è qualcuno che ti conosce bene, malgrado i tuoi difetti, è in grado di volertene lo stesso. Bene, le 19:37 minuti e quasi, anzi no, 57, 58, 59, 19:38 minuti in questo momento qui a Zoom sulle magiche onde di Radio Libertà. Il telefono è ancora aperto, 0292947222 se volete dire la vostra, se volete intervenire. Sveva, se ci sono delle zappe, giramele pure, 340-670-9659 e vediamo un po' che cosa scrivono eventualmente i nostri ascoltatori. Andiamo a dare un'occhiatina anche a quello che accade oltre al... nel frattempo Trump minaccia tariffe, dazi del 200% sull'alcol che arriva dalle nazioni europee. Qua abbiamo la BBC, il presidente Donald Trump ha minacciato un dazio del 200% sull'alcol in arrivo dalle nazioni dell'Unione Europea, a meno che quella odiosa tariffa del 50% sul whisky non venga cancellata. Alcuni produttori europei avvisano che il dazio sull'alcol potrebbe essere devastante e un gruppo di distillerie in America dice: noi vogliamo dei brindisi, non dei dazi. Questa è l'ultima escalation di una guerra commerciale globale che è cominciata ed è arrivata a imporre dazi del 25% su tutto l'acciaio e l'alluminio che entra negli Stati Uniti d'America. L'Unione Europea ha risposto ai dazi su acciaio e alluminio dicendo che avrebbe innalzato i propri dazi fino a un totale complessivo di 26 miliardi di euro, soprattutto su beni americani, incluse barche, bourbon e motociclette a partire dal 1° aprile. I dazi sono la parte centrale della complessiva visione economica di Trump. Lui spera che possano spingere il manifatturiero americano e proteggere il lavoro, ma i critici dicono che nel termine immediato non faranno altro che aumentare il prezzo per i consumatori americani. I dazi altro non sono che delle tasse che vengono aggiunte ai beni che vengono importati da nazioni estere. Le aziende che importano questi beni in America pagano le tasse al governo. Tra l'altro, già che ci siamo, giunge ora la notizia che in America i rivenditori, appunto le enoteche, tutti i negozi che vendono liquori, stanno facendo le scorte proprio in attesa dell'arrivo dei dazi. Il whisky scozzese è una gran parte, scrive la BBC, del commercio alcolico che che arriva da Occidente a questo lato dell'Atlantico, e poiché il Regno Unito ha lasciato l'Unione Europea non fa parte della disputa commerciale tra Stati Uniti e Unione Europea. Questa è un'opportunità per i produttori di whisky scozzese o per i distillatori giapponesi di occupare delle quote di mercato anche al posto a spese di alcolici irlandesi e canadesi. Ma non c'è soltanto questo, insomma, sanno questi produttori che possono finire nella rete dei dazi di Donald Trump in qualunque momento, quindi sia
gli irlandesi, sia gli scozzesi che i giapponesi sanno che possono finire nella rete di Trump, o tutte le volte in cui Trump volesse cominciare una lite commerciale con il governo inglese. I distillatori hanno lavorato insieme per tenere bassi i dazi e tenerli bassi negli ultimi anni. I produttori di bourbon in Kentucky, per esempio, hanno fatto causa comune con quelli di whisky scozzese nell'ultimo mandato, nel primo mandato di Trump, quando venne messo un dazio del 25% sul whisky single malto in arrivo dall'Unione Europea, della quale peraltro il Regno Unito era ancora membro al tempo in cui venne imposto questo dazio. Questo dazio, che era collegato alla lite sui sussidi statali per Boeing ed Airbus, venne sospeso durante l'amministrazione di Joe Biden, ma non è mai stato cancellato. Una tattica che questi produttori hanno imparato dallo scorso mandato di Trump è portarsi avanti rispetto ai dazi, e quindi non siate sorpresi di trovare grandi stock di vino francese e di whisky scozzese già all'interno degli Stati Uniti d'America. Quindi se trovate i negozi, le enoteche piene fino all'orlo di roba francese, italiana e così via, è semplicemente perché appunto stanno cercando di porre rimedio al dramma dei dazi. Allora, saranno veramente dazi nostri? Vedremo un po'. Confidiamo anche nel buon rapporto tra la presidente Giorgia Meloni e Donald Trump. Speriamo che nei nostri confronti il presidente Trump sia magnanimo. Vedremo che cosa succederà. Io però vi dico che sono quasi le 19:44 e quindi noi a questo punto tiriamo i remi in barca. Ci diamo appuntamento domani alle 17:30, ci sarà Chilometro Zoom, ci sarà ancora una volta l'immenso Lorenzo Viviani a far danni nell'etere insieme a me. Sarà anche, credo, speriamo, per voi una puntata interessante domani su agricoltura, pesca, ambiente e non solo. Ale Musella sull'arte, se il telefono sarà magnanimo con noi. E con questo, bella gente, noi ci salutiamo qui. La canzone d'amore con cui ci salutiamo è dei Pooh, Io e te per altri giorni, del 1973. Grazie a tutti voi e ricordate che malgrado tutto, malgrado anche i dazi, the best is yet to come, il meglio deve ancora venire. Vi ha parlato Antonino Danna, che vi augura una buona serata.
Avete ascoltato